Ben ritornati con noi cari telespettatori, parliamo di turismo, di modalità per lo sviluppo, per la crescita, insomma dobbiamo trovare dei canali anche alternativi e allora lo facciamo con i nostri ospiti, con progetti particolari di valorizzazione sotto un angolo prospettico diverso del nostro territorio, ma anche di conoscenza delle opportunità che può offrire. Ben arrivato il presidente del GAL Patavino Eugenio Zaggia, grazie di essere qui con noi Presidente, grazie anche al presidente del GAL Bassa Padovana Daniele Toniolo, al vicepresidente GAL Antico Dogado Mauro Fecchio. Tra l'altro assessore della provincia di Padova alla protezione civile, quindi ha già competenze all'ambiente, Sì. quindi ha delle competenze anche legate a dei temi di attualità. Ma per stare sul tema odierno, noi innanzitutto, incomincio con lei Presidente, vogliamo capire, far capire ai nostri telespettatori che cosa sono i GAL. Che cosa servono, che cosa fanno, perché poi ci sono questi termini che per gli addetti ai lavori sono scontati, ma non per chi ci ascolta. Sì, per GAL, che è l'acronimo di gruppi di azione locale, sviluppano l'azione nel territorio europeo. In Europa sono 2552, adesso vado a memoria, spero di non sbagliare. Quindi sono un organismo a livello In tutta europeo, Europa. quindi non è una peculiarità In nostra. Italia sono 192, in Veneto 14. Come dire, nascono negli anni 90, funzionano con programmi comunitari, utilizzano in particolare fondi comunitari per lo sviluppo locale e attivano nel territorio i protagonisti, io credo, nel territorio, cioè mettono assieme imprese, associazioni di categoria, enti locali, province. Ad esempio nel Veneto i soci che sono più presenti nei 14 GAL sono proprio i comuni, le province, inteso come enti pubblici, le camere di commercio, le associazioni di categoria del primario, del mondo dell'artigianato, del mondo del commercio, anche del mondo dell'industria, poi il mondo bancario presente in Montigal come soci, i consorzi di bonifica sono soci all'interno di questi Quindi gruppi. ci sono tantissime Perfetto. entità. Sviluppano poi un progetto di sviluppo in questa programmazione in particolare con un'attenzione volta in particolare al turismo rurale e siccome sono finanziati con i fondi del Fondo per l'Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale, attivano, diciamo così, l'asse che riguarda la multifunzionalità e l'agriturismo nel Veneto. Sono nelle aree rurali a come dire, basso sviluppo industriale, diventano gli strumenti che per la regione realizzano azioni di rafforzamento di quella che è l'offerta turistica rurale. Allora, un turismo, dicevamo appunto, alternativo. Tutti i progetti che voi attivate, lo fate a questo punto, mi viene automaticamente da pensare, per far capire ai nostri telespettatori, con fondi europei, prevalentemente. Sì, sono fondi europei che prevedono un contributo che va mediamente dal 50 all'80%, in pochissimi casi anche il 100%, che significa, per quanto riguarda i GAL veneti che hanno avuto circa 100 milioni di euro da questo piano di sviluppo rurale, aver messo in circolo e quindi aver investito nel Veneto 160-170 milioni di euro. Sono tanti o sono pochi rispetto al resto delle regioni d'Italia, rispetto agli altri paesi d'Europa? Diciamo che i soldi non sono mai tanti, credo che però l'accortezza la bravura che hanno avuto i GAL è quella di individuare azioni specifiche del territorio e quindi a fare investimenti o sollecitare investimenti mirati. La difficoltà che abbiamo avuto, se vogliamo dire difficoltà in questo periodo, anche se molti risultati sono stati ottenuti, è che probabilmente siamo incappati anche noi in questa crisi che sta coinvolgendo il Paese e dal momento in cui abbiamo progettato, individuato le necessità del territorio, nel momento in cui siamo andati a realizzarli sono passati alcuni anni e quindi si sono modificate nel tempo. La rigidità della legislazione, la burocrazia che ci sta alle spalle non sempre ci ha favorito nel poter modificare l'intervento. Comunque credo che sia una cifra importante che ha messo in moto investimenti importanti nel territorio.
Che valenza vengono ad avere? Lei che concretamente comunque ci lavora all'interno e tra l'altro rappresenta anche una categoria di giovani, perché molti, anche settore agricoltura, giovani che si stanno cimentando in queste nuove attività, sono attratti da una parte dai finanziamenti che ci possono essere dall'Europa, chiedono informazioni, però vedono delle grandissime difficoltà di accesso e indubbiamente una farraginosità che impedisce poi di accedere, di fruirne. Concretamente, cosa possiamo dire? Ma noi abbiamo avuto nella fase iniziale, poi grazie soprattutto al lavoro delle associazioni di categoria, si è riusciti a trovare un modello per mandare avanti comunque le pratiche. Abbiamo avuto una difficoltà iniziale, diciamo così, con i controllori, cioè l'ente che la Regione ha deputato a gestire, cioè la VEPA, però poi si è riusciti in qualche maniera a superare questi ostacoli che in qualche fase avevano oggettivamente messo in difficoltà soprattutto la parte privata, perché il GAL dà contributi alla parte pubblica, comuni e province, per esempio nei comuni dell'antico Dogado, che coinvolge un territorio che parte, diciamo così, dalla bassa sud-est padovana, quindi comuni come Codevigo, Corezzola, Pontelongo, Arzegrande, e coinvolge anche il basso veneziano, Cavarzer, Cona, Chioggia, Mira. Ecco, abbiamo avuto la possibilità quindi ai comuni di metterli in condizioni di portare tutta una serie di progettualità in questa fase che vede gli enti locali in grossissima difficoltà, per cui è stato veramente una boccata d'ossigeno importantissima per gli enti locali, però anche i privati sono stati messi in condizioni di partecipare, per esempio con progetti come veniva spiegato da Eugenio Zaggia, che riguardano soprattutto il settore dell'agriturismo ma anche quello delle energie rinnovabili, e quindi in questa fase, ecco, nonostante tutta una serie di difficoltà operative e burocratiche, però abbiamo fatto un lavoro grossissimo per aiutare la parte pubblica. Pensate che la provincia di Padova ha un finanziamento per realizzare itinerari turistici nell'asse del Bacchiglione e queste sembrano, diciamo così, cose buttate lì, ma in questo momento ci sono studi che dimostrano come soprattutto in paesi europei, dall'Austria alla Germania all'Olanda, ci sono appunto dei tour operator che pubblicizzano da anni gli itinerari nostri che non erano realizzati. E se voi vedete nel territorio, vedete le famigliole che girano, quindi hanno anche un volano in questa fase, soprattutto poi per il settore primario estremamente importante, per cui come provincia abbiamo realizzato questo, come comuni abbiamo fatto tutta una serie di interventi di recupero del patrimonio storico, dalle piazze per creare i mercati dei prodotti tipici, a strutture che altrimenti non avevano finanziamenti. I privati che sono riusciti, ecco, a migliorare la fruibilità turistica, per cui oggettivamente io sono molto contento, ecco, di questa attività, anche perché in questa fase, come veniva spiegato, c'è stata veramente una sinergia tra pubblico, cioè comuni e province, e tra virgolette privato, cioè associazioni di categoria, che hanno consentito anche di calmierare, di indirizzare e di far calare i giusti messaggi nel territorio. Ecco, una cosa che secondo me andrebbe un po' rivista: i privati in questa fase sono stati un po' penalizzati in quanto i bandi prevedono dei contributi che per la parte privata sono bassi, in alcuni casi anche solo il 30%, per cui in questa fase qui abbiamo avuto delle difficoltà proprio perché queste difficoltà economiche i privati prima di fare un investimento hanno calcolato bene gli effetti, insomma, ecco. Per poter accedere, ne parleremo ancora, per cui la domanda ve la rifarò anche verso il termine della trasmissione, perché so che c'è moltissimo interesse da questo punto di vista. Ci sono particolari requisiti per poter entrare un po' in questo meccanismo e contribuire quindi allo sviluppo di questa progettualità che è estremamente interessante? Soprattutto, ma adesso ne sentiamo anche i presidenti, soprattutto, ecco, il titolo principale, a parte appunto essere ente pubblico oppure pro loco o associazioni di questo tipo, soprattutto sono gli imprenditori agricoli che hanno titolo. Ci sono state per esempio nel nostro GAL delle iniziative, per esempio sono stati creati degli agrinido, cioè, che veramente qualificano non solo il mondo agricolo ma anche tutta una serie di servizi collaterali, insomma. Però ecco, i requisiti oltre ad essere ente pubblico è quello soprattutto di essere imprenditori agricoli. E quindi abbiamo due target molto molto importanti. Da una parte il comune, per esempio, i comuni che si trovano in certe aree, che hanno bisogno di avere un po' di linfa vitale, e gli imprenditori agricoli che stanno cercando, anche giovani tra l'altro, di riallocarsi, trovare nuove forme anche di mercati, chiamiamolo così tra virgolette. Cosa può dire?
Direi che questo è sicuramente vero, ma la funzione del GAL va oltre, e mi spiego. Al di là di assegnare queste risorse, il problema è, mentre un'impresa può, attraverso lo strumento leader e attraverso i fondi comunitari, trovare un investimento per collocarsi come impresa all'interno di un territorio e offrire servizi o prodotti in un mercato che cambia, il leader crea la rete, la connessione tra le imprese, perché nel turismo, che è un settore, uno dei pochi settori economici che coinvolge più categorie, più modelli di impresa, non solo quindi agricole, anzi l'agricoltura poco si coinvolge molte volte nel turismo, sicuramente le aziende commerciali o artigiane che producono beni e servizi nel circuito turistico, ma ad esempio il turismo è la prima industria della nostra regione. E nel turismo è vero che si vendono i prodotti e i servizi, ma le imprese riescono a offrirsi nel momento in cui è il territorio che con tutte le sue peculiarità sa proporsi in quello che è il mercato del turismo. E mi si permetta, la Regione Veneto, che è regione leader in Italia nell'offerta turistica, pensando a Venezia, alla montagna veneta, alle città d'arte, alla spiaggia, cioè al mare, ma non escludo perché no alla laguna, cioè è un patrimonio, credo, che in questa regione ha un valore altissimo, e le aree interne con le produzioni, cioè dai vini alle carni, ai formaggi, che sono dentro alla proposta turistica, al movimento turistico regionale, sicuramente un elemento che lo valorizza e che dà valore poi a chi fa la produzione. Allora i GAL probabilmente hanno questa funzione, quella di portare l'impresa all'interno di un sistema di rete, all'interno del quale gli enti locali hanno una funzione centrale, fondamentale. Quindi i GAL sono come si può dire, a me viene a dire una palestra all'interno del quale gli enti pubblici e le imprese private, attraverso le associazioni di categoria, imparano a crescere insieme. Perché lo sviluppo è questo, questa è la sfida probabilmente dello sviluppo nei prossimi anni. Non operare in maniera separata, lavorare insieme, offrire il nostro territorio e le eccellenze del nostro territorio, fare in modo che chi fa impresa, chi vive in questo territorio trovi di che lavorare, di che avere una prospettiva. In questo è fondamentale la collaborazione tra gli enti pubblici, i comuni e non solo, e ovviamente anche le imprese e le associazioni di categoria. C'è un salto di qualità o comunque un passaggio importante che deve essere fatto tanto da parte degli enti pubblici quanto dai privati per poter accedere a queste possibilità? Ma io credo che perché molti le reputano di difficile comprensione, proprio soprattutto gli operativi. Io credo che il salto di qualità si è iniziato a fare in questi ultimi 2 anni. Lo citavano sia il presidente Zaggia che il vicepresidente dell'antico Dogado Mauro Fecchio. Oggi si è riportato al centro dell'attenzione il territorio in tutte le sue forme, quindi non parliamo più di agricoltura, di commercio, di artigianato, di ente pubblico e privato, ma ormai comincia a esserci una sinergia. Quindi a livello trasversale. Sì, io vorrei in questo senso fare 2 esempi molto semplici. Il primo, nella Bassa Padovana, che era un territorio che complessivamente si approcciava per la prima volta a questa programmazione e quindi era un territorio vergine, una delle difficoltà che abbiamo avuto all'inizio erano che i sindaci non solo non parlavano col mondo economico, ma probabilmente non discutevano nemmeno fra di loro. Il GAL, in questo ruolo di stimolatore, di rappresentanza del territorio, con tutta una serie di riunioni, ha messo attorno al tavolo in più occasioni, e oggi abbiamo un territorio che comincia a prendere coscienza della propria importanza, quindi la specificità di un comune diventa risorsa per un territorio complessivamente, e soprattutto si è capito che parte economica e parte pubblica sono 2 facce della stessa medaglia, va bene l'uno se c'è l'altro. L'esempio ultimo e secondo che volevo fare è che in queste ultime settimane a Chioggia, la settimana scorsa e ieri, abbiamo presentato 2 progetti di cooperazione fra GAL, e che è l'altro grande aspetto che va sottolineato, che rispetto alla precedente programmazione i GAL veneti hanno cominciato a fare cooperazione fra di loro e con territori, con termini, anziché farla
o con la Sicilia o con la Campania o con l'Austria o con la Finlandia, non perché questo non sia importante, ma cominciamo anche a valorizzare esatto, il il nostro territorio, valorizzando due aspetti importanti, quello dei mercati, che non sono i mercati contadini, ma sono i mercati come momento di incontro, di storia del nostro territorio, e quello delle rural emotion, che va a riprendere tutta una serie di aspetti culturali e letterari che possono unire un territori che possono essere non un'alternativa al turismo di Padova o del bacino termale, ma un complemento, un corollario di un turismo più interessante. Ecco, quindi io credo che ci sia stata maturità in questo. Infatti qualche volta quando mi chiedono qual è il risultato di GAL, forse secondo me, almeno per il GAL Bassa Padovana, uno dei risultati immateriale è quello della cooperazione fra pubblico e privato, fra agricoltura, commercio e artigianato. Allora, infatti abbiamo visto prima il Rural Emotion, ma per capire di che cosa si tratta, come si è sviluppato, ne parliamo, quindi vediamo di vedere anche chi è stato coinvolto in questo progetto, che comunque è molto interessante e anche stimolante. Andiamo prima in pubblicità, poi torniamo insieme.